È un intervento sicuramente importante, ma l'importanza io lo sottolineo anche considerando il fatto che questo fa parte di un tassello di investimenti che fa la Regione su questo territorio ormai in maniera consolidata da anni, sia per la manutenzione del Nevegal, 500.000 euro negli ultimi 10 anni solo per la manutenzione, più 12 milioni e mezzo di investimenti sul territorio del Comune di Belluno per la mitigazione del rischio idrogeologico attraverso il Genio Civile e i servizi forestali con gli operatori di Veneto Agricoltura, ma all'interno di quel disegno complessivo di mitigazione del rischio della Regione Veneto che cuba fino adesso 2 miliardi e 2 di opere realizzate per ridurre il rischio idrogeologico. L'intervento inaugurato è quello del ponte della Erte che sta nella parte alta del Nevegal, un ponte che da una portata di 9 tonnellate è stato portato a 40 e che è costato 280.000 euro, di cui 200 messi dalla Regione Veneto e 80 dal Comune di Belluno. Mai dovessero nuovamente avvenire eventi calamitosi come fu nel passato Vaia, che lasciò forte il suo segno sul Nevegal, ora intervenire sarebbe, se necessario, certamente più agevole. Quest'opera è stata importante, è stata condivisa con la Regione, con l'assessore, con i servizi forestali perché dà la possibilità e permette di andare a gestire meglio tutto il patrimonio boschivo che abbiamo. Il dissesto idrologico ne abbiamo sicuramente tanto e quindi insieme, lavorando in squadra, potremo dare un riscontro a tutte le necessità di questo territorio.